se ci stiamo mangiando il territorio è evidente che poi va in crisi un po' tutto il sistema. Allora, noi come sapete insomma, abbiamo in questa legislatura lavorato su questo argomento, abbiamo fatto anche interlocuzione con le varie categorie e prodotto un disegno di legge appunto abbiamo chiamato addirittura recupero di suolo, non solamente stop al consumo ma recupero, ritenendolo strategico e indispensabile visto che il costruito è esagerato e molto spesso inutilizzato, complice la crisi ma anche complice proprio il fatto che è stato programmato male l'urbanizzazione del territorio. C'è bisogno di fare un passo indietro ma soprattutto far sì che la riconversione e gli interventi dell'edilizia siano concentrati sull'esistente senza procedere con quella logica incrementale di io ti do un premio di cubatura se questa cosa qua non funziona più, non tiene più in termini anche di mercato e così via. Quindi io direi adesso sia a Jacopo sia a Paolo Quaggio di fare voi due l'intervento intermedio diciamo, di questa discussione, dopodiché passiamo a Claudio Scarpa e Massimo Zanon le loro considerazioni conclusive non perché poi ci sarà anche Pierpaolo che tirerà le conclusioni, ma insomma per chiudere dentro a questo cerchio i ragionamenti. Quindi non so chi di voi due vuole cominciare.